Buongiorno Taranto, buongiorno da Valentina Castellaneta al microfono, buongiorno da Gis Nicoletti in regia e buongiorno a chi ci segue dalla radio e magari sta andando al lavoro o sta andando al mare, buongiorno a chi ci segue da casa in TV mentre fa colazione e buongiorno a chi ci ascolta in streaming. Buongiorno a tutti. Se vi siete svegliati e pensate di essere a Bangkok per il tasso di umidità, non siamo a Bangkok, purtroppo, aggiungerei io, siamo a Taranto, solo che oggi ci siamo svegliati così, c'è una sciroccata pazzesca. Consiglio alle ragazze che si stanno stirando i capelli di non aprire i finestrini in macchina ma stare con l'aria condizionata, se no, se ci state guardando in televisione diventerete come me che sembro stamattina un personaggio di Playmobil. Se avete dei genitori, dei figli o dei nipoti sapete di che parlo, se no andatevi a informare. E allora iniziamo con la nostra rassegna stampa e diventiamo un po' seri, perché su tutti i giornali locali oggi si parla degli incendi. Su Rivabella divampa il fuoco della polemica, lì bivacchi da anni dopo gli incendi, aiuti al lido distrutto. Siamo a Gallipoli, ma ci sono stati incendi anche nel Gargano. Apre così anche il Nuovo Quotidiano di Puglia, brucia la Puglia fino al Gargano, paura per oltre 300 turisti evacuati, rogo a Peschici, l'ipotesi dolo, l'emergenza regionale, servono più mezzi, è una cosa di cui si parlava da un po' addirittura. E poi ancora l'edicola, inferno a Peschici, turisti evacuati, il sindaco è certamente doloso. E il paradosso dei soccorsi a Foggia, si parla anche di questo sulla prima pagina della Gazzetta dell'Edicola del Sud, chiedo scusa. E poi si parla anche di sanità, perché va avanti la questione dell'autonomia differenziata. Ne parlano soprattutto il Nuovo Quotidiano di Puglia e l'Edicola. Il Nuovo Quotidiano ne parla di spalla, carica anti-autonomia, già 260 amministratori, ora mozioni nei consigli. Si allarga il fronte dei sindaci e amministratori comunali pugliesi accanto ad Antonio De Caro e i contrari per preintese dell'autonomia differenziata, e arrivano anche le firme di colleghi delle province di Potenza, Matera, Salerno e da altre città cittadine del Mezzogiorno. Sono arrivate oltre 260 le sottoscrizioni degli amministratori comunali, l'appello rivolto al governo e al Parlamento innescato dalle preoccupazioni del governatore pugliese. Intanto già in settimana sarà discussa nei consigli comunali pugliesi la mozione presentata dal PD. E poi ci sono due analisi a proposito di questo, uno a firma di Carmine Di Pietrangelo, l'autonomia è un valore se rafforza l'uguaglianza, e poi l'intervento di Tommaso Moscara, un'Italia a due velocità non è più indivisibile. E poi ancora parliamo di quello che differenzia le prime pagine. Il Corriere del Mezzogiorno nella parte centrale della pagina parla di turismo, perché c'è un alto là al resort VIP di Bill Gates, uso erroneo della ZES, la regione ricorre contro il megaprogetto sul mare di Ostuni. L'ente si aggiunge all'azione legale degli ambientalisti, dal Four Seasons neanche un business plan. È un articolo a firma di Cesare Bechis. Unendosi alle associazioni ambientaliste, la regione presenta ricorso al TAR contro il progetto del mega complesso alberghiero del Four Seasons, socio di maggioranza Bill Gates, e degli israeliani di Oman Ostuni, rilevato un uso erroneo della ZES. Ma si parla anche della questione di cronaca che ha un po' risvegliato tutta la Puglia, ma che è successa a Bari. La ragazza picchiata, volevano sfigurarmi, identificato il branco. Sono stati identificati 3 componenti del branco che giovedì sera hanno pestato a sangue una 26enne al Parco Rossani di Bari. La vittima torna a raccontare: volevano sfigurarmi, e spunta la frase shock di una donna: questa la devo uccidere. Non si è capita ancora il movente di questa storia. E poi
ancora invece andiamo sulla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno, che invece tratta la questione del caro carburante, caccia alle risorse, carburante alle stelle, governo al lavoro sul decreto anti-accise, autonomia, battaglia del PD e nei comuni. Invece per quanto riguarda il Nuovo Quotidiano di Puglia, abbiamo già visto un po' tutto, ma è l'unico che ha in prima pagina in fondo: mare da allarme rosso, un morto a Castellaneta, salvati altri 8 bagnanti. È un pezzo che in realtà andiamo a prendere dalla Gazzetta del Mezzogiorno, a firma di Dario Benedetto, perché è nelle pagine di Taranto. Tragedia in mare a Castellaneta Marina, un giovane di 24 anni è morto annegato dopo un malore in acqua. Una tragedia sulla spiaggia nel pomeriggio di ieri, domenica 26 luglio. Un giovane ha perso la vita in mare. La vittima, classe 2002, originario di Gioia del Colle, stava nuotando al largo nei pressi di Lido Paradiso quando probabilmente, colto da un malore, è annegato. La macchina dei soccorsi è scattata subito. Sul posto sono intervenuti operatori sanitari del 118 e della postazione di Castellaneta Marina e dell'automedica proveniente da Ginosa. Tutto inutile per il giovane, non c'è stato nulla da fare sul posto. In questo momento ci sono anche i carabinieri della stazione temporanea di Castellaneta Marina. E la nostra rassegna stampa, diciamo, si ferma qui. Ci sono un altro paio di notizie, una carina da dare. Sono stati messi i teli ombreggianti in via d'Aquino per i Giochi del Mediterraneo ed è già scattata la polemica, perché tutti si aspettavano chissà che cosa, che somigliassero a Siviglia, diciamo, come tipologia, ma sappiamo che c'è stato un'analisi del vento sulla strada e non si poteva fare una cosa del genere. Quindi insomma andremo a vedere come sono questi teli ombreggianti. Noi però ora ci fermiamo e quando torniamo arriva lui, Giovanni Guarino. Buongiorno, rieccoci. Chi ha guardato il video ha potuto vedere che c'erano un sacco di ospiti speciali che hanno fatto un cameo. C'era Giovanotti, il suo bassista Saturnino, ma non solo, tantissimi attori, tra cui anche Pierpaolo Peroni. Ho notato che era giovanissimo, DJ e produttore, con Cecchetto ovviamente. E niente, noi adesso andiamo al nostro torniamo a parlare dei nostri approfondimenti, ma come ogni lunedì alle 8:21 stiamo aspettando che arrivi lui, Giovanni Guarino. E intanto vi racconto che ieri c'è stata la processione di Sant'Anna per le strade di Cittavecchia, una ricorrenza che ha sfidato il tempo e continua a rinnovarsi di generazione in generazione, e basti pensare alla dedica di Sant'Anna alla Cittavecchia. E chi meglio di Giovanni Guarino ci può dire com'è andata. Buongiorno Giovanni Guarino. Buongiorno a tutte e a tutti. Giovanni, ieri era Sant'Anna, come l'ha vissuta la Cittavecchia? Devo dire che sono un po' di anni che la processione è ritornata per quello che era, no? Non proprio come negli anni 60-70, ma comunque ieri c'era molta gente e questo è un fatto molto importante, a prescindere dall'aspetto religioso e di fede, insomma. Recuperare questo rapporto con la propria storia, con la propria identità fa sempre bene, insomma. Ieri c'era molta gente. Che poi mi è parso di vedere anche tante donne incinta, perché Sant'Anna è la patrona delle madri, delle nonne, delle donne in attesa, delle partorienti. Ma è cominciato da avanti ieri, non da ieri. Ieri c'è stata la processione, ma già avanti ieri sera la gente si è recata in chiesa, chi ha voluto, chi aveva necessità, chi voleva riproporre questo legame con il divino, a portare degli oggetti che ricordavano o i bambini nati o i bambini o le mamme o i bambini che devono arrivare, insomma, bambini che le mamme in attesa portano in grembo. È stato molto molto interessante, ma la cosa che mi ha colpito molto è la compostezza della processione.
Cioè, la gente era lì per quello, no? Per farsi una passeggiata, come spesso accade per altre situazioni, insomma. Questo era molto interessante. Sì, è molto bello, perché tante volte viene preso come folklore, non tanto come fede. Sì, infatti, ma ripeto, la viene più come rapporto identitario e come rapporto di appartenenza ad un territorio. Avremmo bisogno di tantissimi atti di questo tipo. Don Emanuele Ferro ha riproposto e ripristinato una serie di processioni che alcune stentano ancora a ritornare alla loro, come devo dire, alla partecipazione della gente a come erano un po' di anni fa. Altre invece, appunto, come quella di Sant'Anna, sono già 2 o 3 anni che la gente viene sempre più numerosa, segue con molta di partecipazione il tutto. Ieri tra l'altro è uscito anche San Gioacchino, quindi il padre, e sono le 2 statue che si trovano nella chiesetta di Sant'Anna, insieme ad una terza statua che stanno ancora restaurando. Che poi la chiesetta di Sant'Anna è una chiesetta piccolina ma particolarmente bella, bisogna andarci apposta, non è di passaggio. Diciamo, sono le cosiddette chiese minori, chiese dei pescatori, quelle che stanno nella parte bassa della città vecchia. Una chiesa che tra l'altro ha una lunga storia, anche se si presenta adesso come una chiesa del fine 800, i primi del Novecento, ma è radicata lì una presenza religiosa nei secoli, insomma, anche una storia pure molto interessante. Nella chiesa si trova un santo, si chiama Santo Mobono. Santo Mobono. Mobono, cioè adesso lo stanno restaurando, Nunzia Marcella la sta restaurando anche questa statua. Santo Mobono è il protettore di Cremona, no? È uno, diciamo, che ci azzecca. Infatti, che c'entra Cremona con Taranto? Però è il protettore dei commercianti, dei sarti, e non dimentichiamo che Piazza Fontana era il mercato generale della città fino agli anni 50. È vero. E Taranto era un porto importante tanto tempo fa. Quindi quasi probabilmente qualche commerciante ha legato questa cosa, cioè a vendere questa cosa si sono portati il loro protettore, insomma, come un tale Solito, credo si chiamasse, ai primi del Novecento cominciò la famosa tradizione del lume di Sant'Anna, insomma, no? L'accensione di una lampada di una fiammella d'olio a partire dalla novena della Santa, insomma, te l'accennavo l'altra volta, no? Sì. Quando si parlava di nonze d'olio, ecco. Sono tutte cose che sono nella memoria, diciamo, degli ultra settantenni, ma che si stanno perdendo. E che è bene tramandare, è bene che qualcuno della nostra generazione se ne prenda cura. A parte l'aspetto di devozione, anche un aspetto identitario, sono cose che ci ricordano realmente chi siamo e non quello che ci hanno fatto credere di essere, nannicisi, insomma, voglio dire. Perché uno dei problemi seri della città oggi è questa schizofrenia identitaria, che nella realtà noi siamo questo, però ci hanno detto che eravamo mitteleuropei, la Manhattan del Sud, la Milano della Puglia e tutto il resto, e mo ci ritroviamo a non sapere più chi siamo. Grazie Giovanni Guarino, che invece ce lo ricorda con il suo lavoro tutti i giorni, e a noi in particolare ogni lunedì. Noi ci sentiamo lunedì prossimo, ma vogliamo tornare con i detti, Io e Gis vogliamo essere interrogati come al solito. Va bene, buona giornata. A lunedì, ciao Giovanni. E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo parliamo di Giochi del Mediterraneo. La nostra new hit, questa era Bert con Più in alto, e adesso noi siamo tornati per parlare dei Giochi del Mediterraneo, come vi avevo anticipato, perché proprio questa mattina si sta per chiudere una delle tappe simbolo di questa volata finale, perché fra poco meno di mezz'ora alla Villa Peripato sarà inaugurato il nuovissimo campo da basket 3x3, che è nato dal recupero dello storico spazio dell'ex piscina degli Alleati.
per essere chiari, la piscina che si trova dal lato di Piazza Kennedy, via Roma, quindi dalla parte del circolo ufficiali. Insomma, un impianto moderno che vedrà sfilare ben 29 squadre tra maschili e femminili. Ma tutti sono preoccupati per due cose durante i Giochi del Mediterraneo, e già adesso in realtà. Una è la pulizia e l'altra sono i trasporti. Allora, per quanto riguarda la pulizia, per quanto riguarda i trasporti, Kima Mobilità ha attivato un piano da circa 2000 posti auto divisi su 3 grandi hub di interscambio. Ascoltate bene, perché così sapete come muovermi e non muovervi, e poi non mi dite: Valentina, ma noi non troviamo parcheggio. Ora ve lo dico io, tranquilli. Piazzale Democrate a ovest, poi c'è Parco Cimino San Cataldo a est, poi c'è l'area di Taranto 2 dove sarà allestito un parcheggio, e poi la formula è quella del park and ride anche in queste situazioni. E quanto costa? €1 per la sosta e €1 per la navetta, cioè ragazzi proprio niente, diciamocela, che vi porterà diretti al borgo e agli impianti di gara per evitare l'incubo del traffico. Insomma, sulla carta funziona alla grande. Ora li dobbiamo usare sti park and ride, non facciamo come quello di Piazzale Democrate. Anche sul fronte del decoro e sicurezza si fa sul serio, sono già in servizio 22 nuovi agenti di polizia locale, noi una la conosciamo bene e la salutiamo, mentre Kima Ambiente ha messo a terra un piano straordinario da €1,5 milioni con 70 addetti dedicati ogni giorno, pronti a gestire il picco di rifiuti e polizia tra la Salinella, il lungomare e la città vecchia. E per chi non vuole perdersi nemmeno una gara, i biglietti sono già disponibili online su Gazzetta Ticket, che è una crasi fra Gazzetta dello Sport e Viva Ticket, che hanno fatto un portale apposito per i Giochi del Mediterraneo, e va dalla cerimonia di apertura, che però è già sold out, ve lo dico, è inutile che andate a cercare questi biglietti, anche perché è stata andata sold out in 3 giorni, ma ci sono ancora biglietti per la cerimonia di chiusura allo stadio Iacovone e alle gare di nuoto, e anche lì stanno per terminare i biglietti, che si trovano nello stadio del nuoto nell'area della Torre d'Aiala, e che si terranno dal 22 al 25 agosto. Poi c'è l'atletica al campo della Salinella, al parco dello sport della Salinella, dal 30 agosto al 2 settembre. Insomma, poi ci sono il calcio e tutto il resto. Calcio che si tiene proprio allo Iacovone, quindi sappiamo già che si giocheranno sia la maschile che la femminile under 21 contro il Kosovo. E noi adesso ci fermiamo. Quando torniamo parliamo con Remo Pezzuto di Libera del problema che c'è stato sabato, cioè il gazebo di Futuro Nazionale che è stato riversato. Buongiorno Taranto, io sono Valentina Castellaneta, buongiorno a chi ci segue in radio sui 96,5, buongiorno a chi ci segue su Taranto TV sul canale 94, chi in streaming sui nostri siti, sul DAB+, insomma da tutte le parti. E allora andiamo a sabato, perché è tornato in piazza il gazebo di Futuro Nazionale con Vannacci, dedicato alla raccolta firme sulla legittima difesa, dopo l'episodio avvenuto in mattinata, nella mattinata di sabato, dove il presidio del movimento era stato danneggiato e distrutto. L'appuntamento in piazza Maria Immacolata all'appuntamento era presente anche il deputato Rossano Sasso, responsabile regionale della Puglia e capo direzione C del partito, intervenuto dopo quanto denunciato dal movimento. Secondo la ricostruzione fornita da Futuro Nazionale, sarebbero state una quindicina di persone ad aver assalito il gazebo, distruggendo manifesti e strutture. Ci sono stati molti commenti politici, c'è stato Luca Contrario del PD che ha detto non si agisce con violenza, però chi semina vento raccoglie tempesta. Insomma, ne è intervenuto anche Remo Pezzuto di Libera Taranto, che ha condannato l'atto violento, ma ha puntato il dito sui messaggi veicolati dal banchetto informativo. E noi non ce l'abbiamo ancora, ci stiamo per collegare con Remo Pezzuto. Rossano Sasso ha detto: non ci facciamo intimidire
dire, non arretriamo, era stata una posizione ribadita dagli esponenti di Futuro Nazionale, che avevano rivendicato la volontà di proseguire le attività di raccolta firme nel rispetto del confronto democratico. È successo in Piazza Maria Immacolata, insomma, dove era successa questa cosa sabato mattina, e insomma era stato sicuramente un atto di tensione, una manifestazione fatta per diciamo manifestare contro la raccolta firme sulla legittima difesa a sostegno del gioielliere Mario Roggiero, che è stato, e il gazebo è stato rovesciato e distrutto da un gruppo di persone. Noi Remo Pezzuto ce l'abbiamo al telefono. Buongiorno Remo. Buongiorno Valentina, buongiorno a tutte e tutti. Allora, sabato mattina c'è stato, diciamo, questo atto di violenza, così è stato definito da Futuro Nazionale, attribuito ai soliti estremisti di sinistra. Intanto comunque le firme che vengono raccolte da Futuro Nazionale sono su un, possiamo dire, inasprimento della legittima difesa, cioè nel senso che un aumento, un ampliamento del diritto di legittima difesa. E poi prima ancora avevano raccolto le firme sulla reimmigrazione, ecco, tutte tematiche non proprio friendly, diremmo, Pezzuto. No, assolutamente, perché noi dobbiamo imparare anche a definire cosa è violenza nel nostro quotidiano, perché siamo abituati giustamente a condannare la violenza fisica, ma ormai c'è un tabù, una sorta di connivenza da parte della popolazione su quelle che sono tutte le tematiche di violenza verbale e anche legislativa che vengono promosse da determinate organizzazioni. E allora sicuramente c'è da stigmatizzare, da non legittimare gli atti di violenza fisica, ma io vorrei porre la domanda a tutte e tutti su cosa oggi è la violenza in termini di concetti come reimmigrazione, che è un termine molto più semplice rispetto a quello che è deportazione delle donne, degli uomini, dei bambini, che secondo una logica di chi la propone non sono degni di stare all'interno del nostro paese perché non conformi a quella che è la nostra cultura. Ecco, io facevo un po' di ragionamenti l'altro giorno con qualcuno e mi fa ribrezzo che chi propone le radici cristiane dell'Europa come elemento comune della nostra nazione in realtà non si rende conto che proprio le radici cristiane ci parlano di altri valori, di altri principi di accoglienza, di solidarietà, di misericordia. Cioè basta leggere quindi il Vangelo e la Bibbia per capirlo. Sì, io sono proprio l'ultima persona sulla faccia della terra a doverne parlare, a poterne parlare, però cioè, nel senso, capiamo quanto è in contrasto quello che si dice rispetto a quello che poi è il valore, il principio cristiano contenuto anche all'interno della nostra Carta Costituzionale, con il principio di solidarietà dell'articolo 3 della Costituzione. Però allora, a proposito di questo, Pezzuto, loro parlano di intimidazione antidemocratica, loro dicono che hanno il diritto di fare questo. Allora, il diritto di fare questo vorrei capire fino a che punto, perché noi dobbiamo anche cercare di mettere dei paletti su quelli che sono i confini che la nostra Carta Costituzionale dà alle organizzazioni politiche, perché non è vero che tutti possiamo dire tutto quello che vogliamo. Dobbiamo capire cosa è conforme e cosa non è conforme rispetto ai valori della Costituzione. Ecco, le organizzazioni che promuovono queste controriforme aberranti, uguali a quelle degli anni 30 del Novecento, non sono molto differenti anche in termini di linguaggio, sono contrarie alla Carta Costituzionale che nasce dalla lotta al nazifascismo, e queste organizzazioni non hanno alcun problema a richiamarsi a quelle idee, ideologie. Certo, è chiara apologia del fascismo, insomma, è chiarissima l'apologia. Sì. Facilitori non soltanto quel video vergognoso in cui leader dell'opposizione vengono messi all'interno di un'arena, sì, sbranati da leoni e da gladiatori decapitati con una falce e un martello. Questo non è un linguaggio democratico. Addirittura c'è un vilipendio al Presidente della Repubblica nell'ultimo video che è stato fatto. Assolutamente sì, ecco, io credo che tutto questo non sia assolutamente legittimo in un paese democratico, ed è
dovere di tutte le cittadine e cittadini democratici di questo paese opporsi naturalmente civilmente a queste forme di violenza che non sono poi solo verbali, poi diventano anche fisiche. Se pensiamo a quello che è successo a Taranto con Bakary Sacco, certo, quello che è successo in altre città dove sono stati picchiati migranti, e allora dalla violenza verbale si passa alla violenza fisica, e la mia preoccupazione è che questa legittimazione dell'uso della forza anche in quella anche dell'autodeterminazione della difesa sia molto preoccupante, perché a questo punto ogni cittadino si dovrà sentire in obbligo, qualora minacciato entro determinati limiti, a utilizzare di farsi giustizia da solo. E certo, allora qui viene meno completamente qualunque patto sociale di connivenza tra cittadine e cittadini in un paese democratico, ed è il caos che non può regnare assolutamente. È per questo che secondo me ci dovremmo opporre a quelle firme, anche con una manifestazione democratica come è stata fatta anche in tantissime altre città. Certo, io ti ringrazio, Remo, abbiamo finito il tempo. Grazie a te, Valentina. Grazie. Adesso ciao, buona giornata. Adesso ci fermiamo e ascoltiamo un po' di musica. Eccoci tornati in diretta. Buongiorno Taranto, ultimo spazio per questo lunedì 27 luglio, e adesso parliamo della festa di USB, perché è terminata la 12ª edizione della festa dell'Unione Sindacale di Base, che si è celebrata alla Batteria Cattaneo come ogni anno a Gandoli, nel territorio di Leporano, tra il 24 e il 26 luglio. Non solo festa, ma anche dibattiti, e noi ne parliamo con l'esecutivo nazionale di USB, Franco Rizzo. Buongiorno Franco. Buongiorno. E allora si è parlato di tutto, dai giochi del Mediterraneo alla sicurezza sul lavoro, passando per ex Ilva, che non poteva mancare. Cosa resta di questa festa di USB? E tra l'altro è stata partecipatissima, 8.000 persone abbiamo visto. Sì, abbiamo fatto quest'anno un record di presenze storico. Abbiamo avuto due serate molto molto partecipate, come la prima e la terza. La seconda poi è stata la serata con il maggior numero di persone. Sì, tra le 8.500 e le 9.000 persone in quella serata. Ospiti tra l'altro trasversali abbiamo visto, dal commissario Ferrarese alla sinistra di governo e regione, e insomma una festa che ha dato un po' di la parola a tutti. Si sono trattati tanti temi. Partiamo dai giochi del Mediterraneo. Sì, c'è stato il dibattito con il commissario Ferrarese, tra l'altro, che io ricordi, è stato il dibattito con più applausi in tutte e 12 edizioni della festa USB. Lui ha fatto l'esposizione di tutto dell'ultimo anno e mezzo, delle difficoltà che ha riscontrato, e poi mettendo in campo anche sul tavolo i risultati. È stata una bellissima serata. C'è stata anche, si notava durante il dibattito, la partecipazione in tutti e tre i dibattiti. C'è stata una partecipazione emotiva molto molto forte da parte del pubblico. La sicurezza sul lavoro è un tema che tocca il sindacato particolarmente, ovviamente tutti i sindacati, ma USB ha un'attenzione in particolare a questa tematica. Sì, guarda, io ieri sera mi sono emozionato per l'ennesima volta, perché c'è stata prima la rappresentazione teatrale La Cru, sì, con Tiziana Risola, che insomma ci ha tolto il fiato, e poi sul palco ci sono stati interventi di Amedeo Zaccaria, che faceva parte degli ospiti, e poi è intervenuta la moglie di Loris Costantino, andato sul palco con i bambini, ha letto una lettera al pubblico. Insomma è stato un momento particolarmente toccante. Sì. Noi siamo soddisfatti perché riusciamo a raggiungere quell'obiettivo, che era quello di dar voce poi a tutte queste vicende qui, no? La festa nasce proprio per questo, cioè riportare al centro il dibattito pubblico, far ascoltare le persone e tenere viva la memoria di tutti quei ragazzi che purtroppo non ci sono più a causa di quello che accade nel mondo del lavoro. Io ho finito il tempo, ringrazio Franco Rizzo, esecutivo nazionale di USB, e insomma l'appuntamento alla festa del prossimo anno. Prossimo anno sempre con lo stesso format, tentando di migliorare ancora di più.
Va bene, grazie mille, grazie Franco Rizzo. Grazie a voi. Noi ci fermiamo, l'appuntamento con Buongiorno Taranto torna in questa Summer Edition ristretta, torna domani mattina. Vi ricordo che se avete segnalazioni o volete dirci qualcosa, scriveteci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it o messaggio WhatsApp al 339 680 6868. Io ringrazio Gis Nicoletti per essere stato con noi questa mattina e a voi ricordo di seguire i nostri appuntamenti con l'informazione su Cittadella, la radio e Taranto TV. Ciao ciao, a domani.